Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo di nuovo la nostra Maria Castronovo. Ciao Maria, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitata. Grazie. Maria, oltre a tutti i suoi studi, diciamo, sul pitagorismo, anzi sulla matematica pitagorica e su Dante, sulle sue letture del nostro, diciamo, del sommo poeta, è anche incuriosita, insomma, ha ricercato nei tarocchi, diciamo, la parte simbolica che interessa ancora tutti noi ai giorni d'oggi. Ma allora Maria, partiamo con la prima domanda. Ma che ruolo secondo te potrebbero avere queste lastre, come devo dire, simboliche come i tarocchi nel mondo che verrà? Nel mondo che verrà, innanzitutto arrivano da lontano, quelli che io chiamo gli arcani maggiori, perché arrivano dalla parola greca arché, per cui non si sa da quale lontananza di tempo stiano arrivando. E siccome arrivano da lontano, io penso che andranno anche molto lontano, perché essendo questa quella che veniva chiamata presso gli antichi egiziani, ma quelli molto antichi, veniva chiamata la tavola della sapienza, donata dal dio Tot. Quindi siamo veramente in tempi archetipali in cui c'era la primissima fantasia del mondo, in cui sembrava che gli dei prima di andarsene, prima di separarsi da noi, facessero questi grandi doni, quindi Tot donò la musica, donò l'alfabeto, donò i numeri, e donò soprattutto la tavola della sapienza. Questa tavola della sapienza, che è sempre stata formata da 22 carte, quelli che sono chiamati appunto gli arcani maggiori. Diciamo che la parola tarot è stata introdotta molto più tardi, quando in effetti nell'alto medioevo probabilmente, ma anche ai tempi diciamo del declinante impero romano, si erano diffuse queste popolazioni nomadi, che quelli che noi adesso chiamiamo i zingari in Italia venivano chiamati les bohémiens a Parigi in Francia. Questi popoli nomadi che vivevano anche di lettura, di cartomanzia, alle quali viene attribuito poi questa specie di gioco di prestigio, che loro abbiano conservato la tavola della sapienza, quindi gli arcani maggiori, assieme al mazzo di carte, quelli che chiamiamo il mazzo da briscola, no? Gli ori, i denari, eccetera, le picche, e i bastoni, e quindi usavano questo mazzo di carte complesso per leggere il futuro. Facevano cartomanzia e facevano anche la lettura della mano, specialmente ovviamente le donne degli zingari. Però per arrivare a questi bohemien, quindi arrivare praticamente al nostro medioevo, la tavola della sapienza già lavorava da migliaia di anni nel Mediterraneo, senza avere diciamo l'altro mazzo diciamo di supporto, perché in effetti probabilmente la tavola della sapienza si è salvata perché era proprio supportata dal mazzo da gioco, quello che si usa ancora per giocare appunto a carte. Questa tavola della sapienza, che è presente, se pensiamo che le piramidi insomma hanno i loro 5.000 anni, era presente già come dono di questo Tot, di questo dio che a volte prende la forma della scimmia, e questo dio che cuce un po' i sentieri fra gli uomini e gli dei, quindi è una specie di entità mercuriale, no? Come era Mercurio, messaggero degli dei. La tavola della sapienza nasce quindi come tavola di meditazione, non nasce come tavola di predizione, no. Era una tavola di meditazione
per i sacerdoti era comunque rituale poter stendere, fare questa stesa di carte per consigliarsi con le carte, per consigliarsi nelle scelte, per riflettere, perché queste carte, perché aiutano a riflettere? Perché sono carte archetipali, perché fanno parte appunto di una nostra lontananza, di un nostro legame forte col simbolo, forse di quando ancora dormivamo nelle caverne o dormivamo appunto nelle foreste. Sono carte simboliche in cui sono presenti gli elementi formativi dell'universo, quindi sono presenti gli elementi del cielo, quindi le stelle, la luna, il sole, adesso non mi ricordo più la quarta, ma comunque i pianeti, eccetera. Poi sono presenti le nostre avventure, le nostre occasioni che troviamo nella vita, quindi c'è presente anche raffigurata l'umanità, ma sono raffigurati anche i nostri poteri. Per esempio, negli arcani maggiori che usiamo adesso, Papa, Papessa, Imperatrice e Imperatore costituiscono i 4 poteri che abbiamo in mano per governare le nostre scelte, la nostra vita. Poi ci sono, adesso tutte le carte legate alle occasioni, le occasioni che possiamo incontrare, per esempio il sentimento dell'amore, la paura della morte, eccetera. Queste carte raffigurano un contatto con la possibilità di meditare sulle nostre forze, sulle nostre debolezze, cioè sui nostri punti di forza, di creatività e i nostri punti deboli. Non vengono consultate insieme tutte e 22. In effetti la logica è che vengano scelte delle carte estese, e queste carte Scusami estese Maria, come scusami Maria, c'è prego, Dea che idea. mi dà fastidio. Va bene, dai, vai avanti, scusa. No, dicevo che queste carte scelte, come dirà molto più tardi Carl Gustav Jung, che fu anche lui interessato di tutti questi strumenti di comunicazione, di riflessione, di meditazione, anche lui fu ammaliato da questo mistero degli arcani maggiori, appunto lui che poi è l'inventore dei grandi archetipi, si fece affascinare da questi archetipi, trovando anche il nodo della sincronia. Quindi lui disse: le carte escono sincronicamente a chi le sta chiedendo, no? Quindi come se le carte avessero il dono di uscire per dare le risposte giuste a chi vuole riflettere sul suo problema. Gli arcani ovviamente sono stati visitati da molti pittori, cioè gli arcani classici sono quelli marsigliesi, ma poi abbiamo anche un'infinità di altri mazzi fabbricati da altri personaggi, e quindi cambiano nel corso del tempo. Per esempio nei tarocchi egiziani, nella parte diciamo creativa, per esempio quello che gli ebrei chiamano Keter, la triade creante, ovviamente chi c'era nella triade creante egiziana? Iside, Osiride e Oro, ovvio, no? Ovvio. Era la loro religione, la loro solarità, il loro culto del sole, il culto della creazione di un mistero femminile e maschile, quindi l'Iside era la luna, la grande madre luna, il sole era il grande padre maschio, ma il problema è che poi questi simboli ritornano anche presso gli alchimisti arabi, che poi introdurranno nel corso del 200 l'alchimia in Europa, e poi si sostituiscono, quindi vengono sostituite con altre simbologie. Negli arcani italiani, appunto, la triade negli arcani successivi,
quelli che utilizziamo ancora noi, sono sostituiti, a triade creante è sostituito dal bagatto, dalla sapienza e dalla giustizia, scusate, sarebbero, scusa, ho perso il segno. Keter, la triade creante è l'Alef, il numero 1, numero 2 è la sapienza, che sarebbe poi la figura della papessa, e poi ci sarebbe la derivazione della materia, che è la figura dell'imperatrice. Quindi guardando per esempio l'albero della vita, il tarocco della papessa è alla nostra destra, il tarocco dell'imperatrice è alla nostra sinistra. Ma questa è considerata, sia dagli ebrei che anche da noi, come la triade creante. Gli ebrei hanno l'albero della vita, che è costruito così. È costruito appunto secondo la logica della sacra decina. Le Sefirot sono appunto 10, ma soprattutto è costruita con gli arcani maggiori, perché i pezzetti, i segmenti che uniscono le varie Sefirot, che sono 10, sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Ma non solo, queste lettere corrispondono, ogni lettera, alla carta degli arcani. Ogni singola carta degli arcani è cucita con una lettera ebraica. Allora, per questo, per dirvi che nel momento in cui abbiamo, diciamo, l'avvio, gli ultimi 500-600 anni prima dell'inizio dell'era volgare, il Mediterraneo, ma soprattutto queste culture, si unirono come dire, nel produrre questa sapienza che noi ovviamente abbiamo disseminato lungo i secoli e ce ne siamo belle che dimenticati, ma uniscono questa sapienza. Per esempio, gli arcani maggiori nascono in Egitto, comunque sono prodotti dagli egiziani, senza numeri, quindi sono 22 rappresentazioni archetipali prive di numero. Quando nel VI secolo a.C., appunto, andò Pitagora a cercare di imparare questa matematica segreta, questo linguaggio segreto presso i sacerdoti egiziani, fu lui a mettere appunto i numeri secondo la sua logica cosmogonica, e quindi Pitagora fece degli arcani maggiori la storia dell'universo, quindi la storia della creazione e la storia dell'evoluzione dell'universo, ma insieme anche la storia della nascita dell'uomo e la storia della sua vita. Quindi i numeri vennero dati da Pitagora, ma gli ebrei, nel loro lungo stato di schiavitù presso l'Egitto, ovviamente i rabbini, gli uomini di legge, gli uomini di cultura, gli intellettuali hanno avuto grandi dialoghi con i sacerdoti egiziani. Non è che mettessero su un muro, questa gente amava parlare, le loro idee camminavano sulle loro gambe e si scambiavano. Per cui alla fine si comprende perché l'albero della vita, che è presso gli ebrei sempre il segreto della creazione, il segreto della nascita della materia, il segreto del regno di Adamo e il segreto della strada che deve fare Adamo per ricongiungersi allo spirito. Insomma, è chiaro che loro hanno preso, loro che avevano già 22 lettere dell'alfabeto ebraico, e sappiamo che ogni lettera dell'alfabeto ebraico ha un valore non soltanto nel suono, ma anche nel numero e nella presenza della sua grafia, ma venne abbinata ai 22 arcani, per cui l'Alef, per esempio, che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, coincide con il bagatto e coincide quindi con il demiurgo che ha creato il mondo, e poi ci sono le altre figure che quindi alla fine noi abbiamo ereditato una tavola della sapienza che è stata costruita dalle grandi culture del Mediterraneo, quindi quella egiziana, quella ebraica e quella greca, che poi è penetrata anche nell'antica Roma,
e che poi è stata appunto privata dei suoi valori quando appunto gli zingari scoprirono questo gioco di cartomanzia, di poter appunto accedere al futuro, di poter raccontare la propria vita futura, e andarono in giro per l'Europa portando queste carte. Solo nel Rinascimento, quindi bisogna aspettare la fine del 400 e il 500, con ovviamente con tutti i fermenti del Rinascimento, per cui anche la scoperta del neoplatonismo, la scoperta di Plotino, la fioritura estrema delle corti rinascimentali italiane, ogni casata pretese non soltanto un mazzo di tarocchi disegnato, ma ne pretese parecchi di mazzi di tarocchi, ovviamente disegnati, colorati, quindi molto artistici, dipinti dai grandi maestri del periodo, maestri pittori. E quindi sarà il Cinquecento che tornerà a restituire lustro alla tavola della sapienza. Scusa Maria, ma allora a questo punto, seguendo questo discorso, e tornando anche al fatto che tu appunto dal 23 maggio terrai questo corso di numerologia e tarocchi, questo, cioè nel presente, qual è secondo te, tu sai che noi della LUMP, della Libera Università, siamo contrari all'astrologia predittiva e quindi anche ad un uso predittivo dei tarocchi, ma che uso ha per l'uomo moderno la consultazione di questi simboli? L'uso sarebbe quello già assegnato dai grandi sacerdoti egiziani, la meditazione. Fermarsi un attimo, raccogliere queste carte, come già ancora consigliava Jung, sceglierne 3 in tutto al mazzo, 3 o 9, insomma, dipende poi dalla stesa che uno vuole fare, e riconoscere i caratteri specifici di ogni archetipo, perché ogni archetipo ha i suoi poteri, la sua potenza. Tra l'altro questi archetipi sono anche dominati, c'è un lavoro quasi di incrocio, di puzzle, perché gli archetipi sono anche dominati dall'equatore celeste, per cui c'è un archetipo che può essere segno d'acqua, può essere, perché sono dominati dai 4 elementi, quindi i segni d'acqua, i segni d'aria, i segni di terra e i segni di fuoco sono presenti anche nella, diciamo, nella decritazione dei poteri di queste carte. Perché dico poteri? Perché la carta va guardata, va osservata come se stessimo osservando la nostra stessa interiorità. Sono carte che ci parlano delle nostre dei nostri conflitti interiori, delle nostre possibilità di trovare l'uscita di sicurezza. Io adoro per esempio la carta dell'Auriga. L'Auriga è il regista del nostro destino. Quando esce la carta dell'Auriga, cioè la carta quella imperiosa in cui c'è il cavaliere dentro il carro e deve far rimanere questo carro dritto sul percorso della sua via, soltanto che il suo carro è legato alla potenza di 2 cavalli, uno bianco e uno nero. Quello bianco obbedisce agli ordini, quello nero invece vuole imbizzarrire sempre, vuole lasciare il sentiero, vuole andarsene da qualche parte, no? Sono carte che invitano a cercare il nostro centro, ad andare verso noi stessi, che significa un'auriga che deve controllare la follia di un destriero e invece la tranquillità dell'altro, se non invitare alla ricerca dei nostri equilibri, del nostro centro, ben pensando che l'auriga è veramente colui che guida il nostro destino. L'auriga, per esempio, fa parte della seconda stesa. Quando ci incontriamo vi faccio vedere la stesa pitagorica, e inizia proprio con questa figura di noi che siamo i registi del nostro percorso, il nostro destino, che dobbiamo imparare a fiutare le nostre debolezze, come quelle del cavallo nero, e i nostri punti di forza, come quelli del cavallo bianco. Questa stesa finisce con la carta dell'amore, degli amanti.
questo è molto importante, perché anche qui abbiamo i sentieri che si biforcano. I sentieri che si biforcano, una bellissima immagine di Jorge Luis Borges. Siamo quasi sempre davanti a un bivio ed è un po' difficile decidere quale strada prendere. Se poi si triforcano e si quadriforcano, la cosa diventa ancora più importante e più grave. Però anche la strada degli amanti, dell'amore, è disegnata dai due sentieri che si biforcano: andare verso il sole, andare verso la terra, cioè andare verso le passioni tristi o andare verso i desideri di elevazione. Ma no, dicevo, il percorso che farai fare tu a fine maggio dura 5 incontri. A me sembra che stai aprendo un mondo. Come faremo a... penso che veramente siamo solo all'inizio di un ci vuole una biforcazione, un percorso lunghissimo per poter afferrare il più possibile la potenzialità di questi simboli, o mi sbaglio? Direi che io ho scoperto, siccome la tavola della sapienza è una tavola in divenire, quando ci metti le mani tutti possono trovare altri metodi, però ho scoperto che al di là dei numeri messi da Pitagora, che ci portano proprio a un discorso di evoluzione sia del cosmo, sia della creazione, che di evoluzione proprio dell'umanità, esiste anche un altro modo per leggere o comunque per ordinare queste 22 carte, 22 carte che sembrano poche ma sono tantissime, che sono suddivisibili in 5 famiglie di 4 carte. Ah, ok. Quindi questo, diciamo, il senso del percorso è anche dare la possibilità di trovare delle... Esatto, io le ho chiamate le famiglie proprio, sono proprio l'unica che chiama in questo modo, il modo mio di affrontare gli arcani maggiori, perché sono famiglie, cioè al di là della loro numerazione, loro si compongono in maniera tetragona, come direbbe Dante, cioè col 4, che poi è il numero della Terra, si compongono, si uniscono. Per esempio la famiglia dei poteri è fatta di 4 carte: Papa, Papessa, Imperatore, Imperatrice. La famiglia delle virtù, che sono altri nostri poteri che noi possiamo utilizzare, è fatta di forza, giustizia, speranza, forza, giustizia, sapienza e temperanza, che sono, dal nostro punto di vista, le figure del catechismo, no? Delle 4 virtù cardinali che impariamo a catechismo. Invece erano delle figure imponenti, perché come si fa a vivere se non si è forti, se non si è sapienti, se non si è temperanti, se non si conosce il dono dell'attesa, no? Forza, e se non si è giusti. Forza, sapienza, giustizia, temperanza erano le grandi virtù che facevano parte nella mitologia greca del corteo di Eros. Questa è una bellissima famiglia. Poi c'è la famiglia delle occasioni, la famiglia del cosmo. Sono 5 famiglie di 4 carte. E qui 5 incontri riusciamo a vedere. Benissimo, bello, bello, perché ci hai veramente prospettato, diciamo, una griglia interpretativa che dovrebbe rendere più semplice l'approccio, almeno quello iniziale, a questi simboli, a questi archetipi, giusto? Sì, certo. Va bene, Maria. Vuoi aggiungere qualcosa? Io spero di avere persone che siano appunto così col cuore aperto, perché il contatto con l'arcano maggiore non è soltanto un contatto con l'arcana sapienza, ma è un contatto proprio nella nostra interiorità con noi stessi. Hanno delle fiabe bellissime da raccontarci, questi arcani, che poi sono le fiabe della nostra vita, dei nostri conflitti, delle nostre contraddizioni, dei nostri ostacoli in cui purtroppo a volte sbattiamo la testa contro il muro, del nostro poter andare avanti, la trasformazione. La carta, di solito quella che considero più terribile, è la carta della morte, ma
è bellissima la carta della morte perché invece indica la trasformazione. Trasformazione, certo, è una morte diciamo Queste simbolica. carte ci insegnano il segreto di evolverci, trasformarci, salire, cambiare, conoscerci. Ma che bello, guarda, io non vedo l'ora che viene il 23 maggio. Sarà lunga da aspettare, abbiamo ancora quasi un mese, però mi sembra un programma fantastico, davvero, come al solito, come tutti gli incontri che facciamo. Allora Maria, che dire, grazie Grazie per a te, grazie agli ascoltatori. per averci illustrato questo meraviglioso mondo. Mi sembra quasi un portale dal quale passare e ci vediamo prossimamente, va bene? Perfetto, alla prossima, grazie a tutti. Ciao a tutti!